Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Un patrimonio che secondo una stima prudenziale ha un valore di almeno 15 milioni di euro è stato sequestrato dalla Polizia di Stato di Varese a un imprenditore originario della provincia di Napoli e abitante a Saronno, attivo nel settore edilizio e immobiliare. Tutti i dettagli nel servizio di Marco Raimondi con le immagini della Polizia di Stato. 72 fabbricati, 22 terreni, tutti ubicati nell'area territoriale di Saronno e comuni limitrofi, 3 auto, 2 delle quali di alta gamma, 4 autocarri, più di 20 orologi di alto pregio, numerosi gioielli, 30 rapporti bancari finanziari, 65.000 euro in contanti, 7 società e relativi complessi aziendali. Un patrimonio in attesa della quantificazione da parte dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, che secondo una stima prudenziale ha un valore di ben oltre i 15 milioni di euro. È quanto ha sequestrato, in attesa di confisca, la Polizia di Stato di Varese su proposta della Questura a disposizione del Tribunale di Milano a un imprenditore originario della provincia di Napoli e abitante a Saronno, attivo nel settore edilizio e immobiliare. Il provvedimento scaturisce dalle indagini patrimoniali eseguite per diversi mesi, che hanno scandagliato minuziosamente la storia personale e patrimoniale del destinatario del sequestro, già aggravato da varie condanne per reati finanziari e contro la persona, e che inoltre vanta un debito nei confronti dell'erario di circa 17 milioni di euro. Andiamo ora a Luino, dove i carabinieri, nell'ambito della consueta attività antidroga nei boschi della zona, hanno denunciato un consigliere comunale di un paese della Valcuvia e il fratello per percosse e minacce. Nel mese di ottobre scorso, un trentenne, con precedenti come assuntore, aveva sporto denuncia perché, camminando per un sentiero, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva offerto un passaggio verso casa. L'automobilista, invece, l'aveva condotto nella propria abitazione, dove ad attenderlo c'era suo fratello. E qui il trentenne era stato percosso e minacciato dai due con un'ascia affinché non tornasse più nel bosco in cerca di droga. Poi l'avevano lasciato libero. Dopo alcune settimane la vittima aveva denunciato l'episodio ai carabinieri, che in breve sono risaliti agli autori dell'aggressione, appunto i due fratelli, uno dei quali consigliere, e più volte apertamente schieratosi contro lo spaccio nei boschi delle valli. A casa dei due militari hanno sequestrato l'ascia e 30 grammi di marijuana. Entrambi i fratelli sono stati denunciati per violenza privata, percosse e minacce. A Origgio un ottantenne è riuscito a mettere in fuga un truffatore che tentava di carpire denaro con la scusa della rete idrica inquinata dal mercurio. Voleva impedirmi di chiamare i vigili, ha raccontato la donna, ma sono stata così insistente da spaventarlo e alla fine se n'è andato. Tutto era cominciato quando alla porta di casa, una villetta di Viale della Resistenza, si è presentato un uomo di mezza età, con tanto di pettorina, che si qualificava come addetto della società che gestisce la rete idrica. Mi ha mandato il comune, ha spiegato. L'acqua è inquinata dal mercurio, stiamo facendo verifiche. Per quanto perplessa, la donna lo ha fatto entrare e a quel punto il malvivente ha usato un trucchetto per diffondere un odore sgradevole. Le ha quindi chiesto di prendere i gioielli, metterli in un contenitore e portarli fuori casa, perché il mercurio danneggia oro e argento. Allarmata, racconta ancora la donna, ho raggiunto il telefono fisso minacciando di chiamare la polizia locale, ma lui mi ha detto che era pericoloso anche usare l'apparecchio telefonico e così ho insistito per usare il cellulare. Il malvivente a quel punto ha rinunciato. Mi sono fatta valere, afferma orgogliosa l'ottantenne. Ha capito che qui non c'era modo di rubare ed è fuggito. Sulla base dei numeri che stanno esaminando al CTS, la Lombardia rimarrà in zona gialla anche la prossima settimana, l'ha spiegato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. E questo anche perché, ha aggiunto, uno dei parametri è ancora al di sotto dei limiti, ovvero quello dei posti occupati in terapia intensiva. Spero che proprio perché siamo arrivati al picco si inizi ora, in una prima parte, a stabilizzare come numeri e poi a discendere. Mi auguro che questo sia il prossimo futuro, ha risposto Fontana alla domanda se teme un aumento della pressione sugli ospedali. Intanto a Milano è pronto a riaprire l'ospedale in Fiera, dove al momento non sono ancora arrivati pazienti. La decisione di riaprirlo è stata presa per cercare di tenere più libere le terapie dei singoli ospedali che devono continuare il loro lavoro, ha sottolineato Fontana. È in corso proprio in questo momento a Masnago la presentazione ufficiale di Johan Royakkers, il tecnico olandese individuato dalla pallacanestro varese come sostituto di Adriano Vertemati sulla panchina dell'Open Job Meetis. Aggiornamenti in tempo reale su Prealpina.it e nella prossima edizione del nostro notiziario. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.